18.000 euro a disposizione di Expo Fontana Buona, ma non ci sono più i tempi per organizzarla. Polemiche tra Galle e Camera di Commercio sulle modalità di gestione della pratica. A Chiavari è riaperto la spiaggia per tutti, accessibile a residenti e turisti con disabilità, numerosi servizi offerti gratuitamente. Da lunedì scatta l'orario estivo di ATP Esercizio, più corse per i turisti anche nelle ore serali, incrementato il servizio in Fontana Buona e orario cadenzato per Casarza, scattano maggiori controlli. Educare senza rete si può, l'esperienza di Don José Claveria portata alla festa della Scuola Maria Luigia di Chiavari, occorre valorizzare il meglio che ogni ragazzo ha dentro di sé. Una giornata dedicata ai donatori di sangue per i 60 anni di Avis e Fidas, in programma domani a Chiavari, musica, balli, degustazioni e molto altro. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Fa discutere la decisione di non realizzare l'edizione 2018 di Expo Fontana Buona. I contributi saranno deliberati lunedì e per il presidente del GAL Marisa Bacigalupo è troppo tardi per avviare l'organizzazione. Di diverso avviso la Camera di Commercio, per la quale i fondi sono sempre stati dati a consuntivo e ci si poteva mettere in moto per tempo. Di fatto un altro duro colpo per la vitalità della valle. La sintesi nel primo servizio. Se un soggetto si candidasse per l'organizzazione della kermesse con la possibilità di anticipare dei fondi, forse l'Expo Fontana Buona potrebbe vedere la luce anche quest'anno. I soldi ci sono, 18.000 euro che saranno stanziati ufficialmente lunedì dalla Camera di Commercio. Certo, sarà molto difficile anche perché i tempi sono strettissimi. Ma come si è giunti a questo punto? Facciamo un passo indietro. Nel 2017 l'Expo non era stata sorteggiata tra le iniziative finanziabili dalla Regione. I comuni della Valle, non solo, si erano mossi per trovare i fondi e la manifestazione era stata organizzata. Secondo Marisa Bacigalupo, presidente del GAL, le delibere risalivano alla primavera e c'era stato tutto il tempo per pensare all'organizzazione. Quest'anno invece, spiega la Bacigalupo, lo stato dei finanziamenti si perfeziona soltanto adesso ed è troppo tardi per partire. Poi la situazione economica del GAL è catastrofica, dice, ricordando che in 3 anni e mezzo l'ente non ha percepito un euro dal piano di sviluppo rurale, trovandosi così nell'incapacità di anticipare soldi o di pagare il personale già dimezzato e impiegato quasi a titolo di volontariato. La scelta dunque della Regione di finanziare l'Expo affidando la procedura alla Camera di Commercio, senza peraltro comunicare le cifre, avrebbe allungato i tempi? Non è d'accordo Paolo Corsiglia, membro di giunta della Camera di Commercio di Genova, che spiega: i fondi sono sempre stati dati a consuntivo e questo il GAL lo sapeva. Piuttosto, sapendo che i soldi ci sarebbero stati, avrebbe potuto mettersi in moto per tempo. Non è colpa né della Regione né della Camera di Commercio. Corsiglia non nasconde un certo malumore per la vicenda, mentre la Bacigalupo spiega di non aver voluto far polemica, ma solo di aver presentato la fotografia della situazione. Ora, i 18.000 euro ci sono. Se nessuno li userà per Expo Fontana Buona, potrebbero tornare alla Regione o girati alle altre Expo regionali. Magari a Calvari, conclude Marisa Bacigalupo, si potrà pensare ad un altro evento, un po' più in là nel tempo rispetto ad agosto. È stata riaperta in questi giorni a Chiavari la spiaggia per tutti, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, infatti accessibile a tutti i cittadini turisti con disabilità. La spiaggia, gestita in collaborazione tra Anfas e Villaggio del Ragazzo con il sostegno di Regione Liguria, offre servizi gratuitamente. Sentiamo. La spiaggia per tutti è aperto ieri, terzo anno di questa fortunata iniziativa del Comune di Chiavari, e offre servizi di vario tipo che comunque sono tutti inerenti al concetto mare, ovvero le persone hanno a disposizione, le persone con disabilità hanno a disposizione 2 bagni attrezzati, un lettino, un sollevatore per le disabilità più complesse a livello motorio, hanno la possibilità di essere assistite nell'accesso alla balneazione tramite gli ausili che costituiscono di 3 tipi di diversi attrezzi, ovvero un tiralò che galleggia completamente, una send-and-see che permette un accesso parziale all'acqua e una job che è una sdraio mobile che viene utilizzata appunto per avvicinare le persone alla battigia e poter così appunto avere un po' più contatto col mare grazie a questi 3 ausili. È un progetto che va avanti dal 2016, gli anni scorsi com'è andata? È andato molto bene gli anni scorsi, prevediamo che vada bene anche quest'anno. Quest'anno abbiamo avuto gradualmente negli anni abbiamo avuto un
necessità di rinfoltire le attrezzature, appunto per l'affluenza molto elevata, perché siamo sui 3.000 accessi annuali, cioè stagionali, insomma. Quindi anche quest'anno abbiamo provveduto ad arricchire il parco attrezzature con un aumento di lettini per la mobilità ridotta e sdraio per accompagnatori e ausili per l'accesso all'acqua, per l'accesso al mare. Rimaniamo in tema balneare. A Lavagna partirà domani il servizio di salvataggio sulle spiagge libere del litorale comunale, l'attività affidata con una procedura negoziata alla Cooperativa Sociale Tigullio. Il servizio sarà attivo tutti i giorni durante la stagione balneare con 2 postazioni, una all'altezza della piscina comunale e l'altra in zona Ripamare. Inoltre, sempre a Lavagna, è terminato l'allestimento della prima spiaggia accessibile ai cani, attrezzata con ombreggianti, doccetta e ciotoli. La spiaggia è grande 200 metri quadrati per 10 metri di fronte mare e si trova alla radice del Pennello 3. All'ingresso è affisso il regolamento da rispettare. Tra le novità che porta l'estate anche un nuovo orario per i fruitori delle corriere. Da lunedì entrerà in vigore con diversi elementi di novità. Il servizio sarà commisurato alle esigenze dei turisti senza trascurare le vallate, più corse notturne ma anche maggiori controlli per combattere il fenomeno dell'evasione. Scatta da lunedì prossimo 18 giugno l'orario estivo per il servizio di trasporto ATP Esercizio. Il documento, facilmente scaricabile e consultabile sul portale aziendale online, resterà in vigore sino a metà settembre. La prima novità è che non sono previsti tagli rispetto agli orari estivi del passato, con il rafforzamento delle linee turistiche ed una particolare attenzione per la Val Fontana Buona. I cambiamenti più sostanziali sono una risposta a nostro avviso positiva verso la Fontana Buona, che aveva manifestato criticità lo scorso anno, in modo particolare una corsa alle 18 che collega la Fontana Buona che mancava nell'orario estivo, e secondo noi il collegamento alle 6 di mattina per Genova nella zona di Monleone. Anche questo ci è stato richiesto in un ultimo incontro che abbiamo tenuto in comune a Mocconesi. E poi viene cadenzato praticamente a ogni 20 minuti il collegamento tra Chiavari e Sestri Levante. Il cadenzamento su Portofino, già in vigore con ottimi risultati anche da un punto di vista di ricavi da titolo di viaggio, viene mantenuto quest'estate, e poi l'adattamento generale in tutte le nostre zone appunto di un orario che ricalca meno la tipologia scolastica e dà più servizio appunto per le zone turistiche. Tra le novità, l'orario cadenzato sulla linea Casarza-Riva-Trigoso-Chiavari. Sono inoltre in arrivo 5 nuovi mezzi che saranno operativi dalla prossima settimana e andranno a sostituire i mezzi più vetusti. Nell'ottica di una maggiore attenzione ai turisti saranno implementate le corse notturne, ma anche i controlli per combattere l'evasione. Abbiamo proprio recentemente inaugurato la nuova biglietteria in Corso Sarotti di fronte alla stazione di Chiavari. Questo consente una maggiore fruizione, un maggiore facilità nell'acquisto dei biglietti. Ricordiamo sempre l'importanza ad essere muniti di idoneo e titolo di viaggio per salire sull'autobus. Incrementeremo con l'orario estivo la lotta all'evasione. Ad una settimana dalle elezioni comunali di Sestri Levante, il sindaco Valentina Ghio sarà ospite della trasmissione direttamente su Giunta all'ultima puntata della stagione. Il primo cittadino dialogherà con i principali rappresentanti della società civile cittadina, dagli albergatori al CIV, al Forum Famiglia, ai balneari e ai sindacati, alle realtà del sociale, sino al comitato che contesta la realizzazione del depuratore a Ramaia. La trasmissione andrà in onda lunedì sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Quanti volessero porre delle domande al sindaco Ghio sin d'ora possono inviarci messaggi sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook di Telepace, o al numero di cellulare 335 61 65 850. Le domande saranno poi vagliate dalla redazione e sottoposte al sindaco. Prosegue la 3 giorni di festa della scuola Maria Luigia di Chiavari. Oggi pomeriggio si svolgerà il laboratorio di ceramica Adriano Pastori per bambini e ragazzi. Alle 17:30 nell'area esterna alla scuola Don Pino De Bernardis presiederà la Santa Messa di ringraziamento per i suoi 60 anni di sacerdozio. Ieri ha portato la sua testimonianza Don José Claveria, rettore dell'Istituto del Sacro Cuore di Milano, che ha dialogato con i presenti sul tema Educare senza rete. Lo abbiamo intervistato. Cosa significa educare senza rete?
Educare senza rete vuol dire che l'adulto si pone di fronte al ragazzo senza difese, senza strutture, mediazione. Io sono io, tu sei tu. Guardiamoci in faccia e vediamo cosa succede. È possibile oggi, con la tecnologia che abbiamo a disposizione, educare senza rete? Assolutamente, anzi la tecnologia può anche servire a questo, se si usa bene. E in che modo si educa senza rete? E fondamentalmente entrando dentro del territorio dell'altro, del ragazzo, cioè stimando ciò che c'è dentro di lui, stimando la sua vita, la sua domanda, la sua confusione a volte, la sua ricerca. E il secondo, ponendo la propria vita, quello che uno ha trovato, ma anche la propria vulnerabilità davanti a loro. C'è disponibilità da parte dei ragazzi ad essere educati senza rete, ad essere educati in questo modo di cui lei ha parlato? Sì. I ragazzi non sono disposti ad essere messi in una gabbia, ad essere inquadrati, etichettati ed essere condotti senza che uno si incuriosisca nel loro confronto. Invece quando qualcuno li scopre e li stima non strategicamente ma per davvero, e allora sì, loro ci stanno, perché una volta che tu entri in un rapporto allora si può lavorare. Perché il problema fondamentale dei ragazzi d'oggi è che l'ingresso non è il livello dell'intelligenza, è il livello affettivo. E qual è il principale messaggio che lei intende lasciare? Che soltanto educa chi si lascia educare. Un adulto che segue qualcosa di grande può avere il coraggio di porsi, di entrare nel territorio dell'altro e di porre qualcosa. Se invece uno ormai non segue più niente, gli restano solo le regoline. Don Stefano Libini si appresta ad intraprendere un nuovo incarico. Domani pomeriggio alle 15:30 farà il suo ingresso, accompagnato dal vescovo Alberto Tanasini, nella parrocchia di Nostra Signora del Ponte a Lavagna, di cui diventerà parroco, assumendo anche la guida della comunità di San Lorenzo di Cogorno. Don Stefano Libini subentra a Don Stefano Giupponi, che aveva retto le due comunità come amministratore parrocchiale dopo il trasferimento del precedente parroco, Don Gianluca Trovato, a Montallegro. Don Libini, nato a Genova il 30 dicembre del 1964, è stato ordinato sacerdote il 15 maggio del 2016. Nell'assumere il nuovo incarico lascerà le comunità dell'Alta Valgraveglia, di cui diventerà amministratore parrocchiale Don Paolo Nicora. Quest'ultimo, 44enne originario di San Salvatore di Cogorno, è stato ordinato dal vescovo nella solennità di Pentecoste lo scorso 20 maggio. Nel periodo di diaconato Don Nicora ha svolto il proprio servizio in aiuto alle comunità della zona pastorale di San Salvatore di Cogorno. La piccola comunità di San Tommaso del Curla Levi festeggia domani la festa della Madonna del Pianto. Alle 17 sarà celebrata l'Eucaristia. A seguire la processione con l'Arca della Madonna, il rientro in chiesa, la preghiera e benedizione eucaristica. Al termine ci sarà un momento di condivisione sul piazzale della chiesa. A Chiavari domani invece è festa per il 60° anniversario di fondazione di Avis e Fidas. È una giornata dedicata ai donatori di sangue. L'evento ha lo scopo proprio di sensibilizzare le persone e invitarle a donare sangue e si colloca a ridosso della giornata mondiale del donatore celebrata giovedì scorso. La messa delle 10 in Cattedrale Nostra Signora dell'Orto, celebrata in memoria dei donatori defunti, apre la giornata dedicata al 60° anniversario della fondazione Avis Fidas. Si prosegue nel pomeriggio con spettacoli di animazione per le vie del centro e alle 21 è prevista una serata di cabaret coi Pirati dei Caruggi. Roberto Recchia, consigliere Avis, e Renzo Caprini, presidente Fidas, spiegano perché è importante donare sangue e soprattutto qual è lo scopo della giornata. Donare il sangue, sì, dico quello che dico anche girando nelle scuole con i ragazzi, è che purtroppo esistono le malattie, esistono quindi le medicine, il sangue è una medicina. Fintanto che non ci sarà quello artificiale che tutti auspichiamo ma che non arriva mai, perché ovviamente il sangue è una cosa molto molto complicata, come complicati siamo noi, e quindi è indispensabile appunto per alleviare o alle volte addirittura cercare di salvare o di rendere una vita meno dura. Proprio oggi ho ricevuto un messaggio di uno che ringrazia l'Avis perché da tanti anni riesce a
a sopravvivere, visto che la sua problematica, e nella fattispecie farà di tutto per aprire una sede ad Imperia, per dire. Quindi insomma chi è stato scottato da problemi seri di malattia si rende conto di quanto il problema sia importante. Lo scopo è quello di farci vedere, avvicinare i giovani specialmente. Noi abbiamo bisogno di giovani. La Liguria è una regione di anziani. Le donazioni sono calate quest'anno di almeno un 10%. L'autosufficienza la raggiungiamo proprio a pelo. Noi abbiamo bisogno di giovani per sopperire a noi anziani che ormai siamo andati in pensione. E l'unico modo per farci conoscere è andare per le strade, andiamo per le strade con le automoteche, però anche un'occasione di festa, farci vedere, parlarne. Noi distribuiremo dei dépliant, cercheremo di avvicinare i giovani, specialmente quello è il nostro scopo. Potranno partire i lavori per l'apertura al pubblico dei giardini della biblioteca della Società Economica di Chiavari e allestire il Bibliogiardino. Il Consiglio di Stato ha confermato infatti la decisione del TAR Liguria, che aveva già respinto la richiesta di Isabella Logomarsino di sospendere gli interventi. Il contenzioso pare essere avviato ad un esito favorevole per lo storico ente chiavarese, assistito dal professor Daniele Granara, che consentirà alla cittadinanza, soprattutto ai molti giovani che frequentano la biblioteca, di godere di uno spazio attrezzato all'aperto, fruibile anche per eventi di carattere culturale. L'obiettivo, spiega il presidente Francesco Bruzzo, è arrivare all'apertura dello spazio già per quest'estate. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le ultime notizie. Prima pagina di Avvenire, il Papa, lavoro vero, non assistenzialismo. Francesco invita a cercare una crescita inclusiva e a non illudersi che dai ricchi possa piovere automaticamente il benessere per tutti. A centropagina l'Italia dei visti impossibili pure per le nozze. Ministro, che si fa? Suocera ferma in Gambia per paura che emigri. Il vertice in Francia, Macron e Conte puntano sugli hotspot in Africa, l'intesa a Parigi, in salvo altri 500 naufraghi, la Aquarius in Spagna domani. Andiamo all'interno del quotidiano cattolico. Pakistan, drone americano uccide il leader dei Taliban, ordinò le stragi nelle scuole e l'attacco a Malala. I militari sono sicuri della morte del mullah, capo dell'operazione nell'area di confine di Kunar in territorio afghano. Ora l'Italia, sanità, si comincia dalle liste d'attesa, circolare del Ministero alle regioni, abbattere i tempi delle prestazioni. La neoministra Grillo chiede i dati sulle attività nel 2017, ci sono 15 giorni per rispondere. Adesso il secolo XIX, in primo piano la tregua Italia-Francia, c'è intesa sui migranti, Macron a Conte, il mio interlocutore sei tu, la Lega esclusa. Salvini a Genova, i cinici sono oltre frontiera, andrò a Ventimiglia. A centro pagina sulle spiagge liguri il lettino in subaffitto è la novità che arriva con una app dedicata a chi ha l'abbonamento ma non lo usa sempre. Adesso la prima pagina del Levante, Rapallo, il ponte dell'Arcobaleno è qui, un cimitero per gli amici a quattro zampe e non solo, per ognuno i semi, per far nascere una pianta, è la proposta dell'impresa Sivioli, accolta dal comune, sorgerà vicino all'area cani di Parco Casale. All'interno del quotidiano, sepsi da meningococco, le condizioni dell'uomo restano molto gravi, ieri sera era sempre ricoverato in rianimazione, il rapallese è entrato in pronto soccorso alle 3 della mattina di giovedì e ieri pomeriggio c'è stato un malore sull'autobus a Rapallo, è deceduta una donna di 74 anni. Per le ultime dalla redazione ci colleghiamo oggi con Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Vediamo un flash di cronaca. I carabinieri di Sestri Levante hanno denunciato uno straniero di 47 anni, residente nella Bimare, per lesioni personali ai danni di una donna. Nel corso di una lite tra i due, scaturita per un debito che l'uomo aveva nei confronti di lei per 750 euro, il giovane le ha procurato ferite giudicate guaribili in 10 giorni dai sanitari del pronto soccorso di Lavagna. È tutto, a te la linea. Grazie, parliamo ora di sport. Ottimi piazzamenti per la 19enne sestrese Daniela Valentino ai Giochi Italiani Estivi Special Olympics disputati a Montecatini nei giorni scorsi. La giovane, che già in passato aveva partecipato alla competizione, ha collezionato un palmarès di rispetto con 2 medaglie d'oro e una d'argento. L'evento sportivo ha radunato oltre 3.000 atleti da tutta Italia impegnati in diverse discipline. Per il nuoto circa 300 i partecipanti. Daniela Valentino, che vediamo in alcune
foto, in squadra con lo Special Team Genova, si è aggiudicata nella specialità run e stile libero il gradino più alto del podio, conquistando la medaglia d'oro sia nei 50 metri run sia nei 100 metri stile. Secondo posto e medaglia d'argento per la Sestrese nella staffetta 4x25 mista. E concludiamo con un lieto evento della famiglia di Telepace. Questa mattina nella chiesa di Santa Giulia a Lavagna hanno celebrato il loro matrimonio la nostra amica e collaboratrice volontaria Roberta Laffo e Alessandro Traversaro. A celebrare le nozze Don Andrea Borinato. Roberta, da più di 10 anni volontaria della trasmissione Direttamente Su e collaboratrice in diverse altre produzioni, da sempre vive lo spirito e le iniziative di Telepace. Agli sposi, che vediamo in queste fotografie, vanno le felicitazioni naturalmente da parte di tutto lo staff di Telepace. Si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio.